Nelle prossime ore verrà chiesto ufficialmente il dissequestro della Mare Jonio, la nave della missione umanitaria mediterranea che nel pomeriggio di lunedì scorso ha tratto in salvo 49 naufraghi a circa 40 miglia dalla costiera libica. È questa la decisione presa nel pomeriggio di oggi dopo una riunione fiume tra i componenti dell'equipaggio e gli avvocati. Il veneziano Beppe Caccia, tra i partecipanti della spedizione, promette. Siamo pronti a tornare in mare perché riteniamo non soltanto un nostro diritto, ma soprattutto un nostro dovere tornare a monitorare il Mediterraneo centrale e, quando necessario, a salvare vite in mare. Il capitano della nave, Pietro Marrone, è per il momento l'unico indagato con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave militare. Da Lampedusa invece Caccia ci racconta. Noi pensiamo che il comandante Marrone abbia agito correttamente. Pensiamo che era suo primo dovere quello di salvaguardare l'incolumità del suo equipaggio e dei 49 naufraghi che aveva a bordo, e che quindi giustamente non poteva far altro che far rotta sul porto italiano di Lampedusa. I partecipanti della missione parlano di risultato straordinario raggiunto ed esprimono massima fiducia nel lavoro della Procura di Agrigento, titolare dell'inchiesta. Siamo convinti, e per questo abbiamo messo a disposizione tutti i materiali in nostro possesso, siamo convinti di aver agito nel pieno rispetto della legalità, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali che riguardano la ricerca e il soccorso in mare, nel pieno rispetto delle leggi italiane, in particolare del codice della navigazione,